Ancora buongiorno, ben trovate a questa edizione del nostro telegiornale. Domani l'ufficializzazione dei dati e la conferma della permanenza in zona arancione per il Friuli Venezia Giulia, ma già oggi intanto vengono anticipati i dati aggiornati sulla pandemia in Friuli Venezia Giulia. C'è un calo del 45% dei nuovi casi e occupazione dei posti letto Covid in area medica appena al di sotto della soglia critica. Calano quasi del 45% i nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia e si allenta ulteriormente la pressione sugli ospedali, soprattutto nelle aree mediche, dove l'occupazione dei posti letto Covid scende sotto la soglia critica. L'incidenza per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni è di 157 casi. La nostra regione rimane in zona arancione, la fascia migliore possibile, poiché il decreto in vigore non prevede la gialla. Risultano ancora una volta tutti in miglioramento i parametri che descrivono l'evoluzione della pandemia nella nostra regione, contenuti nella bozza del report redatto dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, che sarà ufficializzato domani. L'indice RT registra un'ulteriore flessione, passando da 0,79 a 0,72. I casi di contagi riportati alla Protezione Civile negli ultimi 14 giorni sono diminuiti del 44,7%. Nel report precedente il calo era stato del 23%. Nell'ultima settimana sono stati 1.892, con incidenza di 157 ogni 100.000 abitanti. La pressione sugli ospedali, come detto, allenta. Nelle terapie intensive l'occupazione dei posti letto è ancora ben sopra il limite del 30%, al 43%, ma in calo rispetto al 46% della scorsa settimana. Nelle aree mediche è scesa notevolmente, dal 47% al 39%. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei test effettuati scende dal 13,7 all'11%. I focolai attivi calano da 1.601 a 1.154, i nuovi focolai da 410 a 351. E il Friuli Venezia Giulia è la sesta regione in Italia per percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, è il 7,7% rispetto alla media italiana che si attesta invece sul 6,8%. La percentuale di over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 44,7% contro la media nazionale di 43,9%. La nostra regione risulta sotto la media nazionale invece nella fascia 70-79 anni. In Italia sono state somministrate prima e seconda dose al 3% dei cittadini, in Friuli Venezia Giulia all'1,9%. Numeri che emergono dal monitoraggio settimanale di Fondazione Gimbe, che conferma quanto all'andamento della pandemia e il miglioramento di tutti i dati che riguardano la nostra regione. A livello nazionale Gimbe segnala che frenano i contagi, ma sono ancora più di 200 i pazienti che ogni giorno entrano in terapia intensiva. Nella settimana tra il 7 e il 13 aprile si è riscontrata una riduzione del 15,4% dei nuovi casi e un aumento dei decessi del 7,5% rispetto a quella precedente. Si riscontra anche un inizio di alleggerimento del carico per gli ospedali. È calendarizzata per questo pomeriggio alle 14:30 la prima conferenza Stato-Regioni guidata da Massimiliano Fedriga, riunione che potrebbe però saltare nel caso in cui dovesse riunirsi il Consiglio dei Ministri. C'è grande attesa per le indicazioni che arriveranno sulle riaperture delle attività che sono ancora chiuse. Cronoprogramma delle riaperture delle attività ancora in stand-by e piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono i due temi centrali della prima conferenza Stato-Regioni guidata dal presidente Massimiliano Fedriga, convocata per le 14:30. Il premier Mario Draghi ha chiesto al Comitato Tecnico Scientifico di presentare dei protocolli rivedendo i parametri per la classificazione delle regioni, con l'inserimento dei numeri dei vaccini. Il ministro Maria Stella Gelmini ha confermato una ripartenza a maggio, ma non è del tutto esclusa la possibilità di uno spiraglio già dal 26 aprile, numeri permettendo. Sono i gestori di palestre e piscine, fermi da ottobre, quelli maggiormente preoccupati. Temono di non arrivare nemmeno alla data di riapertura. Le condizioni per ripartire in sicurezza dovrebbero essere simili a quelle previste prima dello stop a queste attività. Per quanto riguarda ristoranti e bar, l'ipotesi sostenuta dalle categorie è quella di consentire aperture serali con servizio ai tavoli all'esterno dei locali, posticipando l'inizio del coprifuoco dalle 22 a mezzanotte.
Sul piano nazionale di ripresa e resilienza nel pomeriggio interverranno i ministri delle infrastrutture Giannini, dell'istruzione Bianchi, per il Sud Carfagna e per la ricerca Messa. La mole di investimenti che dovremo attivare in poco tempo, ha detto il presidente Fedriga, dopo l'incontro di ieri con i ministri Gelmini, Cingolani, Colao e Brunetta, impone che Stato e Regioni procedano in modo spedito e pienamente coordinato. Anche per questo abbiamo condiviso con i ministri l'esigenza di attivare da subito tavoli tematici e abbiamo rinnovato all'esecutivo nazionale la richiesta che la Conferenza delle Regioni partecipi in modo permanente al Comitato interministeriale per la transizione ecologica. In poco più di 48 ore dall'entrata in funzione della nuova web app per le prenotazioni dei vaccini, sono oltre 1.600 i cittadini che hanno utilizzato questo nuovo strumento per fissare l'appuntamento per la somministrazione della dose. A darne comunicazione è il vice governatore del Friuli Venezia Giulia Riccardi, che facendo il punto sull'andamento della campagna vaccinale ha evidenziato come in base alle ultime rilevazioni delle 8.800 prenotazioni effettuate ieri 543 sono avvenute tramite la web app. Considerando le 1.120 prenotazioni del giorno precedente, in tutto sono quindi 1.663 gli utenti che hanno scelto questo nuovo strumento, che si affianca a call center regionale, CUP delle aziende sanitarie, medici di medicina generale, farmacie e sportelli delle strutture private. Scappava da 4 anni, si era spostato attraverso l'Italia, il Regno Unito e la Romania, e la sua ultima destinazione era stata la Cambogia, dove è stato arrestato in occasione del Capodanno locale. È il finale della fuga internazionale che ha coinvolto il pordenonese Christian Casagrande, super latitante friulano condannato a quasi 14 anni di carcere per cumulo di reati, tra i quali concorso in estorsione aggravata, falso, truffa, bancarotta fraudolenta, falsificazione di carte di credito, frode nell'esercizio del commercio e contraffazione di prodotti agroalimentari. Il friulano aveva apertamente sfidato la polizia giudiziaria durante una conversazione telefonica in chiaro. Aveva detto agli agenti: se siete capaci venitemi a prendere. Dopo mesi di attività investigative è stato arrestato in un'abitazione di Phnom Penh il 13 aprile da una squadra speciale del Counter Terrorism and Transnational Crime Department. Grazie al coordinamento della Procura della Repubblica di Pordenone, i militari dell'Arma hanno messo in atto una fitta rete di controlli e intercettazioni telefoniche che si sono avvalse anche dell'aiuto dei connazionali residenti all'estero che riferivano gli spostamenti dell'uomo. Una donna di 81 anni è stata trovata senza vita ieri pomeriggio a Tolmezzo, nella sua casa in via Divisione Osopo. A chiamare i soccorsi la nipote, che non riusciva a mettersi in contatto con lei. Sul posto il medico legale che ha decretato il decesso causato da un malore nella notte. Sempre ieri è stata trovata senza vita anche un'altra donna di 82 anni intorno alle 20 a Mortegliano, nella zona di via Cormor. Anche in questo caso un arresto cardiocircolatorio nella sua casa. E dopo oltre 7 anni, negli ultimi giorni, è stato arrestato un latitante colombiano che era fuggito nel suo paese natale per sottrarsi alla giustizia italiana. L'uomo è stato condannato in Italia per numerosi reati, tra i quali rapina, lesioni personali aggravate, resistenza pubblico ufficiale e sequestro di persona, tutti fatti compiuti fra il 2002 e il 2005 tra Bolzano, Udine e Tarcento. È stato intercettato grazie al servizio di cooperazione internazionale di polizia proprio in esecuzione dell'ordinanza di carcerazione disposta dalla Procura di Udine nel 2014. Dovrà scontare ora la condanna di 4 anni che gli è stata inflitta. Nuovi rintracci di migranti a Udine. Ieri attorno alle 21 si è presentato all'ex caserma Cavarzerani di via Cividale un cittadino extracomunitario che ha chiesto subito asilo e alloggio. È stato chiamato il nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri per la sua identificazione. Un cittadino afghano di 29 anni avviato al triage e quarantena fiduciaria. E poi si susseguono quotidianamente casi anche di piccoli gruppi o di singoli che chiedono asilo all'hub di via Cividale. Alcuni sono minorenni.
Un animale selvatico che l'allevatore ritiene essere un lupo o dei lupi ha ucciso la scorsa notte 4 pecore adulte e 8 agnelli in un allevamento di San Giovanni al Natisone, quello dell'azienda agricola Andrea Corubolo. Ritengo si tratti di lupi, ha spiegato, ma si attende l'esito del referto del tampone fatto dall'azienda sanitaria. È stata trovata parte della staccionata danneggiata, un danno in termini economici che in totale è di circa 2.000 euro. Ed è stato ritrovato dopo un investimento ferito e spaventato sul Carso Goriziano lo sciacallo dorato Sergio, che ora può tornare in libertà. L'Università di Udine, che lo ha curato, lo ha rilasciato e lo ha dotato di un radiocollare con il quale ora verranno monitorati i suoi spostamenti. Ferito, spaventato e quasi del tutto accecato. È stato trovato così Sergio, un esemplare di sciacallo dorato di quasi 2 anni, non lontano da San Martino del Carso. Ma per fortuna di Sergio è stato subito trasportato al Centro di Ricerca e Coordinamento per il Recupero della Fauna Selvatica di Pagnacco dell'azienda agraria Servadei dell'Università di Udine. Lì gli accertamenti medici di Stefano Pesaro hanno escluso fratture o altre gravi lesioni, scoprendo però che Sergio soffriva di un grave trauma cranico. Ma dopo 2 giorni di riposo passati quasi nella più totale cecità, Sergio si è ripreso del tutto ed è stato liberato nella zona del ritrovamento, non prima però di essere dotato di radiocollare per monitorare le sue condizioni di salute e i suoi spostamenti. Sergio è il terzo sciacallo soccorso in Italia, il secondo curato e rilasciato dal centro di recupero dell'Ateneo Friulano, dopo Alberto, che tuttora vive in Varresia dopo l'investimento e il ritrovamento nel 2019. A oggi, ricorda Stefano Filacorda, coordinatore dei progetti di ricerca sulla fauna selvatica dell'Università di Udine, la causa di maggior mortalità dello sciacallo dorato è legata ad investimenti stradali, che solo quest'anno ha portato alla morte nella nostra regione di 6 esemplari. Questa specie, conclude Filacorda, è molto rara sul territorio italiano ed è ancora poco nota nei suoi comportamenti e nei suoi spostamenti. Un'intera vendemmia è rimasta stoccata nelle cantine dei produttori vitivinicoli del Friuli Venezia Giulia. È un altro effetto della pandemia, con la chiusura di locali, ristoranti, enoteche. Le aziende attendono da dicembre dello scorso anno i rimborsi promessi dallo Stato e molte sono in crisi perché c'è carenza di liquidità. Le difficoltà della ristorazione si trasferiscono a valanga sul settore vitivinicolo, in modo particolare quello legato ai vini a denominazione d'origine e indicazione geografica a maggiore valore aggiunto. Come spiega il responsabile del settore vitivinicolo di Coldiretti, Marco Malison, la chiusura di ristoranti, bar ed enoteche ha fatto crollare i consumi fuori casa. Ma qual è la situazione delle cantine friulane? Le quantità stoccate sono, in pratica rappresentano una vendemmia, quindi siamo oltre a 2 milioni di ettolitri, poco di più rispetto allo scorso anno, ma è comunque una situazione preoccupante, anche perché c'è una mancanza da parte del Ministero dei ristori promessi, soprattutto per il prodotto mantenuto in stoccaggio, perché una parte del prodotto poteva essere stoccato per 6 mesi dietro una forma di compenso, appunto di ristoro da parte del Ministero, che tuttora non è avvenuto, mandando nettamente in crisi di liquidità moltissime aziende. Che fine faranno i vini stoccati? Dopo 6 mesi i vini stoccati vengono destinati alla libera vendita. C'è da dire che tutto questo è ovviamente molto pesante per le aziende, anche se qualche sentore, qualche preoccupazione c'era anche nel periodo pre-Covid, in quanto sempre tendenzialmente si tendeva a produrre, e lo si fa tuttora anche in Italia, molto di più di quello che viene richiesto dal mercato. Per questa edizione è tutto, tra poco l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione, arrivederci.